pensiero del giorno, martedì 5 agosto. Non avere paura. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 35. L'amore di Cristo, di cui ci parla qui San Paolo, non è in primo luogo l'amore che noi dobbiamo avere verso Cristo, ma è l'amore che Cristo ha verso di noi. E questo è il punto su cui San Paolo vuole attirare maggiormente la nostra attenzione. La paura, come sappiamo, nasce ad esempio nell'uomo, quando si sente solo di fronte al mistero dell'altra vita, di fronte alle potenze superiori, alle grandi forze della natura, oppure di fronte alle gravi difficoltà e necessità della vita. Si pensa all'indigenza, alla malattia, alla morte, eccetera. Se tale è l'amore di Cristo verso di noi, per il cristiano non hanno più senso la preoccupazione e soprattutto la paura, l'angoscia, la sfiducia. Dal momento poi che Cristo è il Figlio mandato dal Padre per salvarci ed è una sola cosa con Lui, l'amore di Cristo qui sta ad indicare anche l'amore infinito che il Padre ha per il mondo e per ciascuno di noi. Anche noi, soprattutto in certi momenti, possiamo sentire il peso di tante difficoltà materiali di ogni genere e difficoltà spirituali provenienti dal nostro passato, dalla nostra debolezza. Anche noi possiamo provare un senso di angoscia e di paura di fronte alle gravi incognite che il futuro ci riserva. Ecco, allora un modo quanto mai attuale di vivere la parola di questo mese. Testimoniare la nostra fede nell'amore di Cristo per noi, cioè Cristo è con noi, l'amore del Padre è con noi. Martedì 5 agosto. Non avere paura. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita dell'agosto 1990. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.